Che siate già stati in Friuli Venezia Giulia o che dobbiate ancora venirci a trovare, ascoltate i consigli dei nostri amici illustri. Editorialista del Corriere della Sera, autore di 18 libri, tra cui diversi best sellers in Italia e in America, è un comunicatore a tutto tondo: giornali, libri, radio, web, televisione e teatro, anche Rossetti. Beppe Severnini ci racconta il suo amore per Trieste. Siamo al Caffè San Marco, uno dei caffè storici di Trieste, una città per cui tu hai una passione, e a Trieste hai anche un luogo del cuore. Qual è? Il mio luogo del cuore, quello che forse non ti aspetti, è via Vasari 1 Trieste. Che cosa c'è in via Vasari 1? In via Vasari 1 c'era la maestra di fisarmonica di mio padre, che era un ufficiale di marina, e nel 1943 ha vissuto a Trieste. Questa è la sua... Se la sono portata dietro, questa è la tessera delle tranvie di Trieste, vedi? Angelo Severnini. Quindi nel 1943 mio padre aveva 26 anni e io ho trovato una cartolina scritta alla sua maestra di fisarmonica, signora Ballis, via Vasari 1 Trieste, in cui gli dice: guardi, sto bene, approfitto della licenza, mi alleno a suonare la fisarmonica grazie alla mia brava maestra. La data è 8 settembre 43. Mio padre, dopo 3 anni e mezzo imbarcato, l'8 settembre 43, che è una data che qualunque italiano ricorda, in cui è cambiato, eravamo alleati dei tedeschi, siamo diventati contro. Mio padre si trovava per la prima volta in licenza a casa sua e scriveva una cartolina alla maestra di fisarmonica. Non so cosa c'è nascosto qui, ma il mio luogo è via Vasari 1. Molto spesso le passioni non si spiegano e tu non ti spieghi quella per Trieste, però forse anche questi ricordi ti hanno aiutato ad amarla come città. L'amavo anche prima e ho molto ragionato sulla mia passione per Trieste. Ho capito una cosa stranissima, e qua devo di nuovo un libro di un ferrarese, si chiama Diego Marani, che ha studiato a Trieste da ragazzo, e lui dice: ci si può innamorare di una città come fosse una donna e non capisci perché, ti rimane in testa per sempre. Ecco, mi sono innamorato di Ortensia, ma lei non è tanto gelosa di Trieste, ha capito che nel cuore di una persona ci può stare anche una città.